Eccoci qua, vediamo un po' di chiudere anche questo discorso che è molto importante. Mi impegno per il lavoro, riattivare il lavoro, rendere che questi campi, questi luoghi possano essere riutilizzati. Parliamo di grosse cose, di grandi cifre, perché ormai le statistiche sono queste. Sono oltre 35.000 i beni confiscati alla mafia, di assegnati ce ne sono solo 10.000. Ma perché? Il che vuol dire che c'è un forte depauperamento, questa è la nostra denuncia, c'è un forte depauperamento sia dei beni confiscati in termini di agricoltura, di agroindustria, ma anche di altre attività. Ecco, lei ha toccato un aspetto importante. Questo è il punto. Lei si pensi, no, che sono diversi miliardi di euro che sono oggi al sole. Questo è il punto. Ma persone che avrebbero potuto lavorare, che invece non lavorano. Difatti noi continuiamo a denunciare, e io lo denuncio perché mi ha fatto rabbrividire la prima volta, che da quelle parti molto spesso si sente dire: con la mafia almeno si lavora, si lavorava, pochi soldi, niente diritti, ma almeno si portava a casa qualcosa. È intervenuto lo Stato, ha sequestrato, ha confiscato il bene, adesso il bene è lì e noi siamo per strada. Bravissimo, lei ha toccato quello che avevo percepito anche. Questo è il punto vero, perché la nostra sollecitazione nei confronti del Senato perché metta all'ordine del giorno i lavori di quella Camera per approvare definitivamente il bene. Però abbiamo anche scoperto, visto gli emendamenti che vengono presentati, lei sa che se c'è un emendamento deve ritornare indietro, per cui la storia di fior intento, come diciamo noi, è vero dalle mie parti. Il punto vero però è questo qua. I beni confiscati, che sono miliardi di euro, possono essere venduti, rimessi nel mercato, o i beni confiscati possono essere assegnati per pubblica utilità, per un uso del volontariato, del movimento cooperativo e quant'altro? Chiaro che noi della CGIL diciamo che i beni confiscati non possono essere venduti, perché questa sarebbe la strada che alla fine della giostra ti riporta che il mafioso, la sua famiglia, i suoi accoliti andrebbero nuovamente in possesso dei beni confiscati da parte dello Stato. Di conseguenza è una lunga questione, non so se ne abbiamo tempo per continuare a parlarne, però il punto vero è questo. Il nostro impegno nei campi, con i nostri anziani volonterosi, con i nostri studenti che vi partecipano, e sono migliaia di persone che si muoveranno da luglio ad agosto, è vero, va anche accompagnato da un lavoro politico che noi stiamo facendo nei confronti delle istituzioni, nei confronti della Giunta regionale del Veneto per rendere operativa la buona legge che il Consiglio si è dato nel 2012, come le dicevo prima, ma anche nei confronti dello Stato centrale, perché, come dire, grida vendetta il fatto che tu abbia sottratto un bene al mafioso e che oggi questo bene non venga riportato, è vero, alla sua giusta produttività, alla sua giusta produzione e che crei posti di lavoro. Assolutamente. Posti di lavoro, signora, che come vede nell'ultimo campo è un campo particolare, quello di Castelvolturno, è un campo nuovo, questo di Castelvolturno, perché in quella realtà il movimento democratico ha fatto sorgere un centro per il recupero delle donne, di donne, in modo particolare di donne di colore, è vero, che stavano prima sulla strada, che stavano prima, è vero, nel dedicare il loro impegno vittime del traffico dei mafiosi, vittime del traffico della illegalità. Sono decine e decine queste donne che ricorrono al ricovero, alla richiesta di protezione all'interno di questo centro. Loro hanno sviluppato un'attività di sartoria, per cui le donne africane ospiti del centro costruiscono abiti, cappellini, borse, bigiotteria africana. Proprio
Che poi viene venduta? Parecchie di queste donne hanno anche il bambino per mano, per cui è vero, hanno un'esperienza di vita molto negativa alle spalle. Attraverso questo centro hanno trovato motivazione, hanno trovato, è vero, nuovi scopi di vita. Possibilità di recupero. Noi ci siamo impegnati di andare lì e anche lì a nostre donne pensionate, attraverso il coordinamento donne dello SPI, stiamo chiedendo di andare lì una settimana per stare assieme con queste donne, certamente per fargli da mangiare. Chissà poi dopo se riusciranno, perché noi siamo, è vero, veneti e abbiamo i nostri cibi, loro invece sono molto gelose, ho visto, e continuano a mangiare i loro prodotti, ma si tratta di costruire anche un intreccio motivazionale da questo punto di vista qua. Per cui io credo, ecco, che l'impegno dello SPI del Veneto sia proprio un impegno, come si usa dire, a tutto campo. Noi andiamo nei campi dove c'è da lavorare, dove c'è da portare un contributo, dove c'è da portare la nostra storia nei confronti di questo rapporto con i giovani, di questo rapporto intergenerazionale. Andiamo nei campi per parlare di legalità, per apprendere, perché è vero, al sud la mafia si respira, la mafia la vivi. Qui da noi un po' meno. Però, per esempio, anche nell'azione che noi stiamo facendo è quelli di invitare a ragionare di più sul sistema mafioso, sul sistema criminale del nostro Veneto. Ci sono dei libri a riguardo molto interessanti che ti raccontano come è nata la mafia nel Veneto, perché è nata la mafia del Veneto, ma che ti raccontano oggi qual è la compenetrazione della mafia, in modo particolare della 'ndrangheta calabrese, nel nostro tessuto economico. Che questa è anche un'altra cosa molto grave. Purtroppo molti imprenditori ne hanno conoscenza. Stiamo andando verso il termine. Vorrei dedicare un paio di minuti anche a un'altra iniziativa, una vostra iniziativa, contro i muri e i fili spinati per un'Europa giusta e solidale. Secondo me anche qui c'è un discorso di legalità, quindi non sono temi che si staccano uno dall'altro. E questo riguarda un altro tema di attualità che comunque è di anche integrazione. Di cosa si tratta, Daniele Tronco, magari 2 parole? Sì, allora il tema si collega, il tema immigrazione si collega al punto che abbiamo trattato finora, l'abbiamo detto anche prima, cioè c'è un collegamento, non solo perché parliamo sempre di legalità, di cercare di portare, diciamo, il tema legalità sotto i vari aspetti, però nello specifico lo SPI ha iniziato da qualche tempo a preoccuparsi diciamo, dell'aspetto dell'immigrazione partendo dalle rotte, chiamiamole così, e dalle problematicità che si sono manifestate in questo periodo, a partire dall'idea che si affronta il tema immigrazione con i muri, con la separazione, con la chiusura. Tra l'altro avete localizzato questo incontro proprio tra Slovenia e Croazia, sì, che è uno di questi allora, a dire il vero, noi pensavamo di fare un'iniziativa proprio in Ungheria, cosa che non ci è stata possibile dal punto di vista proprio operativo procedere in quella direzione, quindi ci fermiamo un po' prima al confine delle 3 regioni, diciamo, che insistono, quindi Croazia, Slovenia e Ungheria, in quell'area. E portiamo lì una testimonianza, una manifestazione, perché lì corre una delle rotte, cosiddetta rotta balcanica degli immigrati, che però poi ha anche dei riflessi, diciamo, in tutta l'area, perché dalla rotta balcanica arrivano anche in Italia. E quindi l'idea di costruire muri, di non trovare soluzioni, del fatto che molti paesi europei decidono una cosa e poi ne fanno un'altra, che non accettano, che dichiarano che accettano le quote e poi in realtà non dichiarano proprio che non le vogliono. Ma diciamo che la decisione europea sarebbe stata quella perché ricordiamoci che
noi stiamo parlando di un fenomeno molto preoccupante, ma che se fosse spalmato, diciamo, nell'intero territorio europeo avrebbe un impatto sicuramente diverso. Noi abbiamo fatto iniziative in Austria, al confine con l'Austria, abbiamo fatto iniziative al confine con la Francia, come SPI, anche noi del Veneto abbiamo partecipato con nostre delegazioni. Abbiamo fatto iniziative in Sicilia, a Lampedusa. E che effetto hanno sortito? Diciamo che qui l'azione è comunque un'azione di far presente, ecco, tenga presente che poi le persone più sensibili a questo tema da molti punti di vista sono proprio le persone anziane, perché le persone anziane sono quelle che poi, siccome subiscono appunto alcuni effetti di questo, e quindi sono intimorite, e quindi se noi c'è un atteggiamento di chiusura, e noi di questo siamo molto preoccupati, perché se passa questa idea di chiusura, adesso recentemente ci sono state le elezioni in Francia e abbiamo visto che un po' la tendenza si è un po' arrestata, ma anche in altre parti d'Europa diciamo che se questi atteggiamenti xenofobi si sono un po' rallentati, ma noi vogliamo agire anche, ripeto, per la parte nostra su questo tema, per dire che non si può affrontare con questi atteggiamenti di chiusura, di costruzione del muro, non fosse altro perché in Italia, essendo l'immigrazione da mare, a meno che qualcuno non pensi che si possa, diciamo, affondare e uccidere migliaia e migliaia di persone, così semplicemente, diciamo che questa, quindi diciamo andiamo lì, facciamo questa roba, ecco, tenga presente che poi il giorno dopo noi facciamo un congresso, un convegno con i partiti dell'area balcanica, con i sindacati dell'area balcanica, per anche lì mettere a fuoco, diciamo, una politica comune dei sindacati, dei pensionati di quest'area, che ci vede coinvolti come Veneto e Friuli e Venezia Giulia direttamente come SPI, perché poi è tutto un tema che si collega, no? Ma infatti non è che sia staccato uno dall'altro. Diciamo che questa è un'azione, diciamo, tipicamente di un'azione politica che noi pensiamo di fare su uno spettro, su un'attività che tra l'altro come SPI ci ha visto sempre molto presenti, soprattutto in Veneto. Ricordiamo che in Veneto noi abbiamo molte delle nostre leghe che sono gemellate con le corrispondenti strutture, diciamo, dell'area soprattutto slovena e croata, perché c'è una relazione tra le popolazioni e noi pensiamo che sia giusto che ci sia un interscambio anche qui di culture, atteso che una parte della Croazia storicamente ha dei rapporti, diciamo, con le popolazioni venete, però questo ha prodotto, per esempio, che noi ogni anno organizziamo degli interscambi, presenze di leghe di pensionati slovene e croate con popolazioni. Diciamo che stiamo anche dentro un'idea per collocarla nel contesto più giusto dell'Alpe Adria, dell'area, diciamo, europea, che viene definita appunto dei rapporti internazionali che ci sono tra le popolazioni che stanno nelle aree di confine. C'è un'aggregazione alpina che coinvolge Trento, ma anche il Veneto, con l'Austria, con la Svizzera, non la Svizzera, l'Austria, quindi e le popolazioni, diciamo, a livello europeo. E una parte, diciamo, che riguarda, qui siamo proprio a livello istituzionale della comunità europea, cioè le macro regioni dell'area europea. E noi il 7 siamo a Brežice e farete questo incontro a Zagabria. Perfetto, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio, voglio ricordare, per quel che riguarda i campi della legalità, www
campidellalegalità senza accento.it. È possibile peraltro iscriversi, è possibile partecipare, avere tutte le informazioni. Estate in campo è l'iniziativa che vede parte attiva lo SPCGL della Lombardia, del Veneto, della Liguria, delle Marche, della Puglia, della Campania, della Calabria e della Sicilia. Estate in campo, questa vedete la locandina, sono laboratori antimafia per le persone, per i più giovani, insomma, che vogliono fare un'esperienza attiva, insomma, sul territorio. Grazie ai nostri amici dello SPCGL del Veneto, grazie a voi come sempre di averci seguito, e tutte le sedi dello SPCGL sono aperte per darvi informazioni, per aiutarvi, per supportarvi, a voi pensionati o chi magari dice voglio dare un'occhiata a quel che sarà poi la mia vita pensionistica futuro. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a lei e a voi. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.